Non è stata sicuramente una giornata facile, anche perché era la seconda volta che sfidavamo la squadra dello Sporting Quartu. Infatti ci eravamo già incontrati all'ultima giornata del campionato, diciamo ancora di qualificazione appunto dell'invernale, dove purtroppo non eravamo riusciti a vincere la giornata in quanto l'avevamo persa al doppio. Possiamo dire di esserci allenati nel periodo delle vacanze di Natale in vista appunto di questa partita che ci ha permesso di salire nella terza serie del campionato invernale, appunto battendo la stessa squadra direttamente ai singoli. Allora, il momento più importante è stato sicuramente la prima partita del girone dei playoff di questo campionato, in quanto abbiamo iniziato subito con una trasferta abbastanza complicata nei campi del Tennis Club Cagliari a Monturpinu, dove abbiamo trovato una squadra composta da dei ragazzini, degli under assolutamente preparati, che ci hanno messo in difficoltà. Comunque ha fatto, come diciamo, un fattore predominante è stato sicuramente la superficie del campo, in quanto molto diversa dalla nostra, ma siamo riusciti comunque a farci valere anche grazie all'esperienza, diciamo. Allora, diciamo che siamo partiti da una base solida, in quanto la squadra è composta da giocatori, me compreso, che oltre ad essere compagni di squadra siamo anche amici al di fuori del contesto appunto sportivo universitario. In gioco un punto a nostro favore il fatto anche che ci conosciamo da tantissimi anni, quindi diciamo che è una squadra costruita, nata anche da un'amicizia coltivata, diciamo, nel tempo, con un punto in comune che è quello del tennis. Quindi diciamo che lo spirito, siamo partiti da una base molto solida e ci stiamo rafforzando sempre di più, comunque continuando anche ad allenarci tra di noi. Siamo riusciti a costruire una squadra dove vengono messi a luce i punti di forza di ognuno di noi. Questo soprattutto ci permette di poter giocare molto su un fattore tecnico-tattico in base anche alla squadra avversaria che sfidiamo la domenica, diciamo. Quindi è un gruppo molto unito, è un gruppo che si vuole bene, un gruppo che si sostiene soprattutto nei momenti difficili, come in ogni partita o come in ogni giornata comunque ci sono stati. È assolutamente la conferma di essere riusciti a vincere il campionato dell'anno scorso. Diciamo che è la conferma che siamo una squadra da non sottovalutare, ecco. Ho la fortuna che appunto studiando scienze motorie ho iniziato a frequentare dal secondo anno di università il centro universitario sportivo, e quindi avevo la possibilità, essendo già qua per le attività pratiche, di potermi organizzare gli allenamenti. Diciamo che comunque parto dal presupposto che quando c'è la passione dello sport comunque il tempo, anche una sola oretta di allenamento lo si trova, quindi ovviamente bisogna organizzarsi bene, ognuno ha le proprie priorità, e sicuramente è inutile negarlo che in questo momento, poi parlo per quelli della mia età o comunque per chi attraversa un periodo universitario, la priorità è sicuramente quella dello studio, ma dato che comunque crediamo molto nel progetto che il nostro responsabile Michele Petruzzo ha deciso di iniziare insieme a noi, cerchiamo in qualche maniera di riuscire a conciliare sia la vita universitaria che la vita sportiva, e penso che ci stiamo riuscendo al massimo delle nostre possibilità. Gli allenamenti, diciamo che non abbiamo dei giorni prestabiliti, a parte il venerdì che adesso inizieremo ad allenarci dalle 18 in poi. Abbiamo la fortuna che, essendo molto liberi la mattina, spesso e volentieri ci alleniamo la mattina, salvo magari qualche imprevisto dove comunque riusciamo ad organizzarci, e quindi in ogni caso l'allenamento non riusciamo a farlo, ecco, non è un problema quello.